e all'inizio quando sono arrivata qui diciamo c'era un po' un caos, nel senso le persone non sapevano cosa fare, dove andare, arrivavano con le impegnative, non sapevano come comportarsi. Poi mano a mano iniziano ad affollarsi i pazienti, chiedono domande, mostrano impegnative. Bisogna mandare negli ambulatori, nei reparti, dare qualsiasi tipo di informazione. Abbiamo conosciuto due degli angeli del pronto soccorso, come sono stati definiti gli assistenti di sala, dal 1° settembre ufficialmente presenti per delibera in tutti gli ospedali della Regione Veneto. Indirizzare, rassicurare, semplificare, a volte semplicemente sorridere, mettere a proprio agio i pazienti e abbassare il tasso di conflittualità, spesso legato allo stato di malessere o causato dall'attesa a volte interminabile per la numerosità degli utenti che si rivolgono alle strutture ospedaliere necessitando di cure. Dominando l'ansia si migliora l'attesa, migliorando l'attesa si migliorano i conflitti, le proteste, le segnalazioni e quindi si lavora meglio. Quale formazione, quali abilità mettono un assistente in grado di operare in un contesto così delicato? Questi cosiddetti angeli, queste ragazze addette all'accoglienza, sono 3 ragazze per Mestre e 3 per Venezia, par condicio, tutte laureate in psicologia, il che ha un significato particolare, ovvero quello di avere, prescindendo dalle loro specifiche capacità caratteriali, anche una preparazione ad hoc che permette di poter accogliere il paziente. Gli ingredienti per un salto di qualità nelle condizioni di assistenza del malato ci sono tutti. Attenzione però a non riempire le sale d'attesa dei pronto soccorso. Venire al pronto soccorso per patologie o per problemi che possono essere risolti altrove, quindi dai medici di medicina generale, ci mette in condizioni di non dare il massimo a chi invece ha veramente bisogno di noi.